Io voglio intervenire per chiarire ulteriormente la posizione del Movimento 5 Stelle su questo tema. Ho provato a fare qualche ricerca qua e là anche nelle varie rassegne stampa di questa regione. La prima notizia che ho trovato di un avvistamento di una nutria che era stata investita da un'automobile risale al 2003. Nel 2007-2008 si parlava già di invasione delle nutrie. Nel 2010 la Polizia Provinciale di Udine iniziava quella che era l'opera di eradicazione prevista, arrivando anche ovviamente all'uccisione delle nutrie. Quindi noi da 6 anni e mezzo stiamo già uccidendo le nutrie in questa regione. Siamo passati da un 400 capi, poi 600, poi 900, poi 3000. Ovvio non ci sono solo nutrie tra i capi uccisi dalla polizia provinciale, ci sono anche colompi, volpi, corvidi, altre specie. Nel 2011 abbiamo invitato i cacciatori ad abbattere le nutrie. Ora io vorrei chiedere, magari l'assessore ha dati più precisi dei miei, se nel territorio di Rive d'Arcano abbiamo eradicato le nutrie, visto che da 6 anni gli spariamo. Perché questa è ovviamente una considerazione da fare, visto che ci apprestiamo ad approvare una norma di questo tipo, perché se non abbiamo neanche i risultati di 6 anni di sparatorie in un territorio, allora probabilmente lì il problema l'abbiamo risolto. Chiedo. Nel 2011 c'era stato il primo allarme anche nel territorio di San Giorgio di Nogaro, dove, come ricordava ovviamente il collega Travanut, il problema è molto sentito e le nutrie per la prima volta venivano viste anche come aggressive verso l'uomo. Nel 2014 iniziano anche i primi allarmi dei consorzi di bonifica, dove parlano di 80 km di argini da sistemare anche per colpa delle nutrie, con milioni di euro, 11 milioni di euro previsti per il risarcimento danni, per gli investimenti necessari a ripristinare i danni delle nutrie. Questo nel 2014. Nel 2014 lo stesso Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana predispone un progetto preliminare per il ripristino degli argini del fiume Corno, ma nella sua relazione tecnico-illustrativa non parla mai di danni causati da nutrie, ma solo di erosione di argini dovuti al moto ondoso delle navi e alla normale erosione di un argine. Nel 2016 abbiamo il vero problema, il motivo per cui siamo arrivati qui. Gli agricoltori non possono più essere indennizzati per i danni delle nutrie. Questo perché? Perché, come ricordava giustamente il Presidente Moretti, a livello nazionale c'è stato il cambiamento. Non stiamo più parlando di fauna selvatica, altrimenti potevamo intervenire, così come abbiamo fatto anche con questa amministrazione nel corso degli anni, per indennizzare gli agricoltori. Adesso, essendo considerata una specie alloctona e quindi invasiva, non possiamo più farlo ed è il motivo per cui siamo in emergenza, perché ovviamente gli agricoltori dicono: qua avete provato a sparargli e non mi risolvete il problema. Prima almeno mi davate i soldi, adesso non ci date più i soldi, fate qualcosa. Fate qualcosa, la risposta di questa amministrazione e di chi ha presentato la proposta di legge è aumentare le sparatorie. Quindi non sappiamo se saranno ovviamente utili, ma questa è stata la prima risposta. Allora, per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, io leggo solo l'articolo 1, comma C, anzi, comma 2, lettera C, dell'emendamento 1.1 depositato a prima firma dal ZOV, quindi dai
gruppi del Movimento 5 Stelle, dove si dice che la Regione dispone misure di contenimento finalizzato all'eradicazione delle popolazioni di nutria. Questo per dire che noi non siamo a difesa dell'animale così a prescindere. Stiamo solo chiedendo di risolvere un problema con un minimo di raziocinio. Chiedo un'altra cosa. Nel 7 marzo 2014 l'assessore Vito annunciava uno studio sul danneggiamento degli argini dei fiumi da parte delle nutrie. Quello studio ce l'abbiamo? È stato presentato ai consiglieri della quarta commissione? Abbiamo una qualche idea di che fine abbia fatto quello studio in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine? Sparito anche lo studio. Chiudo con una notizia che è stata ricordata anche durante le audizioni, che posso capire che poco abbia a che fare con il problema, ma che comunque ritengo che sia giusto ricordare anche in aula. 9 dicembre 2015. Una coppia parcheggia la propria auto in una via, diciamo, abbastanza isolata. Arrivano 3 cacciatori che andavano a caccia di nutrie, quindi non a caccia normalmente, proprio a caccia di nutrie. Vedono l'auto isolata, si avvicinano, bussano un finestrino, chi era alla guida prende paura, ovviamente scappa, si dà la fuga, gli viene sparato un colpo che non solo gli distrugge il lunotto posteriore, ma ferisce anche uno dei 2 componenti, diciamo, uno delle 2 persone che erano a bordo dell'auto. Ora io mi chiedo, è questo il modello di sviluppo che vogliamo avere in questa regione? È chiaro che la persona in questione è stata denunciata, io mi auguro ci sarà un processo e ci saranno tutte le cose ovviamente del caso. Ma perché? Perché siamo arrivati al ferimento. Fossimo arrivati all'omicidio? Punto di domanda.